Eder. Mech. Pallister. Tatiana Tramacere non è più solo una ragazza scomparsa. È una 27enne trovata morta nelle campagne del Salento in contrada Fumo Nero tra Nardò e Galatone. Il corpo è stato individuato in una zona di campagna isolata dopo giorni di ricerche coordinate dalla prefettura di Lecce, con carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari che hanno battuto marine, campagne, casolari e costruzioni abbandonate. Mentre la notizia del ritrovamento si diffondeva, i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche si preparavano a entrare nella casa di Dragos Ioan Gheormescu, trentenne romeno, per una perquisizione approfondita. L'ipotesi di lavoro degli inquirenti è pesantissima. Si procede per istigazione al suicidio e, alla luce del cadavere trovato, la domanda ora è se qualcuno abbia spinto Tatiana, psicologicamente e magari logisticamente, verso la morte. Fuori dall'abitazione di Dragos è arrivato anche il fratello di Tatiana, Vladimir, distrutto dal pianto. Fino a poche ore fa continuava a sperare di poterla riabbracciare, chiedendo solo che venisse trovata. Ora si trova davanti a una casa perquisita da Iris e a una sorella che non c'è più. Attorno alla vicenda si stringono i familiari adottivi di Nardò, che avevano accolto Tatiana e Vladimir quando erano bambini ucraini e che per 10 giorni hanno vissuto tra appelli in TV, ricerche e una speranza che si è spenta nel modo più drammatico. Tatiana aveva 27 anni, lavorava nel settore pubblicitario, studiava psicologia e su Instagram si era costruita un profilo da poetessa, con decine di migliaia di follower. Pubblicava testi in cui parlava di amore, fragilità, del bisogno di qualcuno che restasse accanto nei momenti più bui. 3 giorni prima di sparire aveva scritto una poesia sul filo invisibile che la teneva legata a un tu, non meglio definito, un filo che non serviva a farla cadere, ma a riportarla da lui ogni volta, senza rumore, senza condizioni. Oggi quella poesia viene riletto come un possibile frammento del suo stato d'animo e del groviglio di relazioni in cui era immersa. Le indagini si sono concentrate su 3 figure maschili che ruotavano attorno a lei negli ultimi mesi: Alessandro, Dragos e Mino. Una grafica televisiva li ha sintetizzati come le 3 figure chiave attorno a Tatiana e le informazioni su di loro sono ora tutte sul tavolo degli inquirenti. Alessandro è un 29enne di Nardò. Con Tatiana la frequentazione è recente, nata da poco ma intensa. La scheda TV lo definisce come l'uomo che la vede l'ultima volta la sera del 23 novembre. C'è un'uscita insieme, c'è un rapporto di confidenza, ci sono messaggi che gli articoli descrivono come segnati da una forte trasportazione emotiva, al punto che alcuni parlano di ossessione per la ragazza. Dopo la scomparsa, Alessandro risulterebbe non essersi più presentato al lavoro, particolare che gli investigatori hanno annotato, insieme alle sue versioni sui giorni precedenti e successivi al 24 novembre. È stato sentito a lungo, gli sono stati acquisiti telefono e chat, ma lo stato delle informazioni emerse pubblicamente non risulta iscritto nel registro degli indagati. Le verifiche sul suo ruolo proseguono proprio per capire se la pressione dei suoi comportamenti possa aver pesato sul fragile equilibrio di Tatiana. Dragos Ioan Gheormescu è il trentenne romeno che conosce Tatiana al Parco Rao, un'area verde vicino casa sua a Nardò. Lui dice di averla incontrata spesso lì, di aver condiviso chiacchierate, confidenze, passeggiate. Nella ricostruzione resa ai giornalisti e agli inquirenti, la sera del 24 novembre intorno alle 19:30, i due si vedono proprio al Parco Rao. C'è una discussione, che lui definisce un litigio legato alle tensioni e alle incomprensioni della ragazza con l'ex Mino e con il nuovo amico Alessandro. Racconta di averla vista agitata, piangente, in difficoltà e di aver cercato di calmarla. Poi, secondo la sua versione, i due si separano. Lei si allontana a piedi lungo una stradina, lui se ne va convinto che sarebbe tornata a casa. Il suo telefono è stato sequestrato, gli accessi ai social e le chat passati al setaccio. E nelle ultime ore è filtrata la notizia che Dragos sarebbe formalmente indagato per istigazione al suicidio. La perquisizione a casa sua, con i Iris impegnati a cercare ogni traccia utile, è il segnale che la sua posizione è considerata centrale nell'ultima fase di vita della ragazza, anche se resta intatta la presunzione di innocenza. Il terzo uomo è Mino, l'ex compagno che vive a Brescia. Quella con lui viene descritta come una relazione precedente importante, fatta di alti e bassi.
Tatiana tra Nardò e Brescia si è mossa più volte, cercando di costruire con lui un futuro lontano dalla Puglia. I biglietti per raggiungerlo di nuovo erano già stati acquistati, partenza fissata per il 27 novembre. La stampa parla di un rapporto da ricucire, di un legame che Tatiana sembrava voler riprendere stabilmente. Su questo punto però emergono versioni in contrasto. La suocera, madre di Mino, in TV ha confermato la prospettiva di un ritorno della ragazza accanto a suo figlio e ha raccontato di una serata trascorsa insieme che per lei dimostrava la solidità del legame. La madre di Tatiana ha smentito, spiegando che la figlia non le appariva affatto serena, che non viveva un idillio e che voleva sì tornare a Brescia, ma con molti dubbi. Anche Mino è stato ascoltato a lungo, sono stati acquisiti biglietti, chat, messaggi vocali e gli investigatori stanno cercando di capire se in quei giorni ci siano state rotture, pressioni, segnali di disperazione collegati alla relazione. Nelle ore precedenti alla scomparsa si intrecciano questi tre poli maschili. La sera del 23 novembre Tatiana vede Alessandro. Tra i due ci sarebbe una tensione crescente, alimentata anche dalla presenza di Dragos, che Alessandro guarda con sospetto. Proprio tra Alessandro e Dragos viene raccontata una lite, precedente alla sera della scomparsa, in cui volano parole grosse sulla ragazza. Gli articoli parlano di rimproveri, gelosie e accuse reciproche di essere una cattiva influenza per Tatiana. Il giorno dopo, il 24, Tatiana esce di casa intorno alle 15:30 dicendo ai genitori che va a Lecce per lavoro, ma gli elementi raccolti finora indicano che resterà in zona Nardò. Il suo telefono a un certo punto smette di squillare. Sui social non ci sono più movimenti e la sua immagine non compare più sulle telecamere oltre un certo raggio da casa. L'unico incontro certo in quella fascia oraria serale è quello con Dragos al Parco Rao. Nel frattempo, il filo con Mino resta sullo sfondo. I biglietti per la partenza del 27 novembre sono ancora validi, ma non è chiaro se nelle ultime ore di vita la prospettiva di tornare a Brescia la rassicurasse o la schiacciasse ulteriormente. Secondo alcune ricostruzioni, la ragazza avrebbe confidato di non sentirsi pienamente capita, di essere divisa tra il desiderio di un futuro al nord e il bisogno di non lasciare soli i genitori adottivi a Nardò. Altri articoli invece sottolineano come Mino rappresentasse per lei un punto fermo, un obiettivo da riconquistare a tutti i costi. Sta proprio in queste ambivalenze la chiave di lettura che la Procura di Lecce vuole approfondire con il fascicolo per istigazione al suicidio. Già prima del ritrovamento del cadavere, l'inchiesta si muoveva su più piani. Sono stati setacciati un garage e un appartamento legati alla rete di conoscenze di Tatiana. Le telecamere della zona sono state visionate una per una, soprattutto nei dintorni del centro storico di Nardò, lungo i percorsi che avrebbero potuto portarla verso la stazione dei bus o verso altre aree di campagna. In parallelo è stato passato al vaglio il suo mondo digitale. Profili social, contatti recenti, chat private, messaggi vocali, commenti. L'obiettivo era ricostruire non solo dove fosse andata fisicamente, ma anche chi avesse influenzato il suo stato emotivo, chi le avesse scritto cosa, chi l'avesse spinta a prendere decisioni drastiche. Con il corpo ritrovato in contrada Fumo Nero, tutto questo materiale assume un peso diverso. Non si tratta più di capire perché una 27enne ha deciso di sparire da sola, ma se è corsa incontro a una morte cercata, forse suggerita o alimentata da altri, o se quella morte le è stata provocata direttamente. L'ipotesi di istigazione al suicidio è il punto di partenza, ma non esclude scenari più gravi. La perquisizione a casa di Dragos serve a cercare qualunque indizio di accompagnamento o di copertura. Le posizioni di Alessandro e Mino verranno rilette alla luce delle prossime risultanze autoptiche e di laboratorio. Ogni messaggio, ogni telefonata, ogni accesso social nelle ore decisive potrà diventare una tessera in più di un mosaico che, per la famiglia, dovrà rispondere a una sola domanda: chi ha portato Tatiana fino a quei campi di campagna e perché? Per ora restano solo i fatti certi. Una ragazza ucraina adottata da piccola in Salento, che scrive poesie e sogna un futuro tra Nardò e Brescia, viene vista l'ultima volta viva al Parco Rao la sera del 24 novembre insieme a un amico romeno, Dragos. Ha alle spalle una relazione importante con Mino, per il quale ha già in tasca un biglietto, e una nuova frequentazione con Alessandro, che viene descritta come sempre più insistente. Dopo quella sera scompare nel nulla.
10 giorni dopo la trovano morta in campagna. I Reese entrano a casa dell'ultimo uomo che l'ha vista viva, mentre il fratello piange fuori da quella stessa casa. Tutto il resto, dalle poesie su Instagram alle versioni contrastanti di madri e suocere, ora diventa materiale da sezionare per capire se la sua morte è il tragico epilogo di una fragilità lasciata sola o il risultato di una catena di responsabilità che qualcuno dovrà assumersi davanti a un giudice. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.